Tananana. Buongiorno Italia, dove abitiamo oggi? Allora guarda, la casa momentaneamente l'ho messa lì, no? Dove siamo? Porca miseria, non so dove siamo. Fano può essere? Siamo a Fano? No, non siamo a Fano, dopo te lo dico. Eccoci qua, siamo troppo in anticipo ragazzi, guarda che bello con le collinette, vero CP, ti piace il CP? Sì, è bello, dai vai a farti il giretto, dai fai la corsa, dai corri, che tipa, guarda come sculetta. Ma ecco che mi vengono incontro le moderne tecnologie, tra cui Google Maps, e quindi sono a San Salvo Marina, il parcheggio dove ho parcheggiato è a pagamento fino al 31 agosto, adesso siamo a ottobre, quindi perfetto, possiamo anche dormire qua. Il CP già si fa il bagnetto e mi sembra bene, più in là, più indietro avevo visto gente che faceva il bagno, qui non c'è proprio nessuno di nessuno, non lo so. Estate proprio, vero CP? Mannaggia, paralanda del CP. Non c'è neanche nessuno, quella è la cosa strana. Spiaggia libera, bandiera blu, hai capito CP? Sì, ma guarda lì in fondo che c'è uno che è andato in acqua. CP, ci mettiamo il costume e andiamo anche noi, almeno coi pinini, quasi quasi. No ragazzo, mi annoio, sono andato a un altro camper, ciao camper tedeschi, sono andato a fare il bagnetto ai piedi diciamo in acqua, ho giocato un po' col CP, però mi annoio, quindi io mi sposto direzione Fasano dove c'è un tu che ci attende che è vicino a Taranto diciamo in linea d'aria, fa un caldo bestia, cazzo proprio estate qua. Sì ragazzo, che ci credi o no, mamma mia, estate pura qua. Forte sta strada, inizi a vedere adesso non più i cactus selvatici e tantissime putans, ma brutte, oh, cioè con tutto il rispetto, ma proprio brutte cazzo. Questa è topa, sì, quella è la topa. Dove siamo? Siamo in Molise, così hai visto la topa locale seppur a pagamento del Molise. Chieuti, boh, devo guardare sulle mappe. No, siamo in Umbria perché qua a sinistra era indicata Foresta Umbra, siamo in direzione Foggia. Aspetta perché c'è sto camion che ha sorpassato, gli sono partite le ruote dietro, non so se se ne è accorto, è lì che sculetta. Ma io me ne accorgerei, tipo, non senti? Guarda come va, guarda se si ferma! È scemo! Ah, adesso si sta fermando. Grazie al cazzo. Tu non vedi perché mamma che strade! Boia ragazzo! Altro è l'Albania qua. Molfetta. È venuto a prendermi Giuseppe perché Google Maps mi faceva fare strade improponibili e questa, che è quella normale, non la prendeva proprio, non la considerava proprio. Porca miseria, io a volte lo odio Google Maps. Buongiorno Italia! Buongiorno! Siamo qua col Giuseppe. Giuseppe è una storia anche molto interessante da raccontarci, no? Però siccome Simone è distrutto. Sì, la facciamo col camper. No, domani andiamo a fare un giretto io e lui. Oh, guarda che anche la macchinetta nuova non mi mette a fuoco. Cioè, gli sta proprio sul cazzo le macchinette. Guarda. Vedi? Sì, sta centrando me. Ecco, adesso, perché mi ha avvicinato il dito, è una roba terribile. Va bene, dai, comunque a domani se no sproloquio. Sì, e domani vediamo lo zoo safari dall'alto. È vero? Sì, con gli animali. Col drone o andiamo noi?
come andiamo noi. Andiamo noi. Ah, andiamo noi? Sì, sì. Buono, Parcheggiamo lì e poi fai quello che vuoi. Number Così one. vediamo tutti i leoni. Tutto. Te capì? Oh, regione che vai, il meccanico che trovi, mi è partita la lampadina. E quello è il trullo più grande della serie. Allora, che forse ho capito, perché è tutto adesso che mi sta parlando di trulli e ha provato anche a spiegarmelo, no? Molto dettagliatamente, però io non l'ho tanto capita, sai? Allora, qua siamo a Selva di Fasano, questa è la chiesa col trullo. Allora, il trullo, vediamo se ho capito bene, è quel cono. Esatto. Quindi un'area circolare della casa o della chiesa o di un edificio che sopra ha un cono, quello è un trullo. Sì, costruito di pietre, tutto di pietre. Ok, Pietre incastrate. ok, bene, ho imparato cos'è un trullo. Devi entrare domani in chiesa, c'è una cosa. Beh, che faccia il giro per dentro? Cioè per dentro nel senso per di qua. Così facciamo vedere. Sperando non ci siano felini. No. Che strana, bella, altro che le nostre cese. Questa dentro è una cosa veramente bella. Bello, ma bellissimo giardinetto, non so se te lo stai curando, vedi? Sì, vedi. È bellissimo con tutte le scalinate strane, tutte le aiuolette. Bellissima, tutta in pietra. E dietro ci sono i trulli che adesso non li vedi più. Ma vedi il trullo? Sì, a Se destra fai del uno zoom, lampione. esatto. No, non ha lo zoom, lente fissa. E praticamente sono delle pietre di circa 5 cm di altezza per un 15-20 cm di lunghezza e venivano incastrate partendo dalla base fino in alto. Ah, adesso ho capito E che poi prima sopra il mi trullo- spiegavi, ma quindi, aspetta Amy, è la Amy che muove le riprese, ma quindi solo la parte del tetto fa quel movimento a Esatto, spirale? sì, solo il tetto. Perché io non capivo. La mi base è cilindrica o quadrata Ah, ok. e poi sopra, diciamo in cima, veniva messa questa palla sopra, Te capi? questa sfera. Figo. Guarda il CP come mi tradisce sempre. Il problema non è tanto che va con le altre persone, è che non mi ecco, sì, adesso perché sto parlando si è girata. E lei prende e va, ci hai capito? Maledetta. Niente, peccato che è buio, però guarda che la chiesa è una figata unica. Adesso magari in camera la vedi un po' allontanata, eccetera, ma guarda che entrarci dal vivo in quel giardinetto fa la sua porca figura, perché vedi proprio le cose anche ben curate, studiate, progettate con un minimo, insomma, di criterio, no?